Davvero suggestiva al tramonto della giornata l'ultima appendice della gara, disputatasi in notturna con le varie porte illuminate a LED. Eliche e visore a riposo adesso fino al weekend del 18-19 luglio, quando vicino a Fano a Monteporzio ci sarà la finale nazionale con l'assegnazione dei titoli sul circuito disegnato dal DRF Valcesaro. E adesso rinfreschiamoci un po' tuffandoci nel bellissimo Mar Ligure, si nuota in acque aperte. Cuffia e boetta pronta per centinaia di nuotatori. Si è svolta a metà giugno a Bergeggi una delle manifestazioni natatorie più importanti del calendario italiano. A Imponente, l'evento in acque libere organizzato da Stile Libero ASD con il patrocinio ed il contributo del Centro Sportivo Italiano, dell'area marina protetta di Bergeggi e di Avis Vado Ligure. Da sempre la manifestazione offre diverse possibilità di partecipazione, pensate per coinvolgere il maggior numero di atleti, indipendentemente dall'età, dall'esperienza e dalle capacità tecniche, accomunati dalla passione per il nuoto in mare aperto e dalla possibilità di gareggiare in totale sicurezza. Più di 300 i partecipanti, provenienti anche da alcuni paesi europei, una sessantina quelli impegnati nella tappa del campionato CSI. In gara a Imponente 2026 anche una quindicina di atleti con disabilità intellettivo-relazionale. Una manifestazione che ha avuto anche un ottimo riscontro di pubblico in un contesto naturale e splendido, davanti all'isola di Bergeggi. Dalla Liguria alla Toscana poca strada. Tanta ne ha fatta invece la Coppa della Pace. Vediamo insieme nel prossimo servizio. Lo sport come linguaggio universale di pace, inclusione e comunità. Il Centro Tecnico Federale di Coverciano e lo Spazio Reale di Campi Bisenzio hanno ospitato a giugno le finali regionali di calcio a 5 e di pallavolo Coppa della Pace. L'iniziativa ideata e promossa dall'Associazione Le Scintille di Maria ODV insieme al CSI Toscana. Nel calcio ha vinto la squadra di San Piero a Sieve, mentre nel volley il successo è andato alle Barbagianni della Diocesi di Volterra. Ora le due squadre vincitrici si prepareranno per la trasferta a Meggiugori per l'evento finale in programma dal 30 luglio al 2 agosto. E come sempre sul finale di puntata ci sono gli appuntamenti del mese. Ce n'è uno particolarmente importante perché, lo sappiamo bene, il gioco in estate si trasforma e si svolge nei centri estivi, si avvicina un'estate di sport e inclusione per migliaia di ragazzi, voucher per le famiglie più in difficoltà. Di nuovo Fondazione Conad, ETS e Centro Sportivo Italiano rilanciano il torneo nazionale estivo degli oratori. E anche noi di Stadium TV siamo tutti in gioco, collegati ora con la direttrice di Fondazione Conad ETS, Maria Cristina Alfieri. Ciao Cristina, come stai anzitutto? Ed è tutto pronto anche quest'anno? Ciao Felice, innanzitutto un saluto a tutte e tutti coloro che ci stanno ascoltando in questo momento, è un piacere tornare anche quest'anno a commentare questa nostra iniziativa che è partita con grande entusiasmo come tutti gli anni e che siamo orgogliosi come Fondazione Conad ETS di sostenere insieme al Centro Sportivo Italiano. Ecco, nello specifico si tratta appunto di tanto gioco, passione, amore e attenzione soprattutto ai più piccoli, dagli istruttori ai parroci, dagli educatori agli animatori, un approccio allo sport soprattutto come veicolo di cambiamento positivo. Assolutamente, è un'iniziativa che mette in rete anche quest'anno ben 64 oratori su tutto il territorio nazionale, coinvolge 9.000 bambini in attività di gioco e 2.000 bambini che non hanno disponibilità economiche potranno accedere a questi giochi grazie al sostegno di Fondazione Conad ETS.
In ogni oratorio faremo tutta una serie di attività, appunto, grazie al personale del Centro Sportivo Italiano, che intratterrà i bambini in tanti tipi di iniziative sportive diverse. Ogni oratorio maturerà un punteggio e poi i 5 oratori che avranno raggiunto il punteggio più alto disputeranno delle finali interne che porteranno alla premiazione di 20 bambini per ogni oratorio, che riceveranno ciascuno di loro una tessera prepagata da 50 euro per fare la spesa nei negozi Conad dei loro territori. I 5, diciamo, oratori in cui si svolgeranno le finali quest'anno sono Genova, Cremona, Padova, Ascoli Piceno e Cava dei Tirreni. Quindi ancora una volta rappresentata molto bene tutta l'Italia, tutto il territorio nazionale, e soprattutto penso un'occasione preziosa per animare le giornate in oratorio in un modo simpatico e inclusivo, perché sottolineo, questi giochi coinvolgono tutti, coinvolgono anche chi ha delle fragilità, che possono essere fragilità economiche, e quindi li aiutiamo pagando appunto la quota di iscrizione a questi giochi, sia chi ha per esempio disabilità fisiche, perché sono previsti anche dei giochi inclusivi che possono tranquillamente fare anche i ragazzini e le ragazzine con diverse abilità. Cristina, bellissimi luoghi dove ci sarà ovviamente anche Stadium TV, ci saremo per documentare tutto e far vivere appunto anche ai nostri ascoltatori questa esperienza. Saremo nelle 5 finali, ma ricordiamo appunto sono 4 edizioni e con il CSI ormai c'è un'affinità valoriale molto forte, no? Siamo un po' compagni di squadra, non si vuole lasciare indietro nessuno, anche qui in ambito sportivo si crede fortemente nelle persone oltre le cose. Esatto, noi abbiamo pensato a questo progetto insieme e ci siamo rivolti subito per svilupparlo al Centro Sportivo Italiano, proprio per l'affinità valoriale che dicevi, perché comunque organizza delle attività sportive che impiegano lo sport non in chiave competitiva, ma in chiave valoriale, cioè lo sport come strumento di inclusione, sport come palestra di allenamento e di sviluppo di valori positivi, e quindi questo ci piaceva tantissimo. E poi il fatto che questa filosofia mette appunto al centro le persone, quindi la loro specificità, i loro bisogni, le loro esigenze, e non solo la competizione fine a se stessa. E salutando Maria Cristina Alfieri, ringraziando lei in particolare, ma tutta la Fondazione Conad ETS per il contributo alle famiglie e a tutto lo sport estivo. Seguiremo ovviamente da vicino tutte le tappe di Tutti in Gioco, andiamo a vedere a fine puntata cosa c'è in cartellone nel luglio del CSI. Ecco i prossimi appuntamenti con i campionati nazionali. Dal 9 al 12 luglio la fase finale del campionato nazionale di calcio a 5, a 7 e a 11 e di pallacanestro riservato alle categorie Open e Top Junior si svolgerà nel territorio del Monferrato piemontese e nello specifico nelle città di Asti, Canelli e Nizza Monferrato. Cava dei Tirreni attende il grande volley dilettantistico nazionale, il CSI Cavese, sabato 4 luglio presso la sala conferenze del complesso monumentale di San Giovanni ha presentato ufficialmente le finali dei campionati nazionali Top Junior Open di pallavolo in programma sul territorio metelliano dal 9 al 12 luglio. Il 12 luglio all'Aquila si terrà la cicloturistica alle pendici del Gran Sasso, valida come campionato nazionale di escursionismo MTB CSI. L'organizzazione è a cura del comitato CSI di L'Aquila in collaborazione con la ASD Sport and Events. L'itinerario prevede partenza e arrivo presso il campo da rugby di Paganica. Domenica 19 luglio in terra Ciociara, altre maglie tricolori ciclistiche CSI in palio. A Serrone, in provincia di Frosinone, si terrà la cronoscalata Serrone, valida come campionato nazionale cronoscalata CSI. L'organizzazione è a cura della ASD Ciclistica Ciociara, percorsi lunghezza 8 km e 11 km con pendenza media dell'8%. La corsa in montagna eleggerà i campioni CSI 2026 in Friuli a Tarvisio.
La prova individuale si svolgerà il 18 luglio con partenza e arrivo presso la telecabina del Monte Lussari e tutte le categorie in gara. Domenica 19 luglio 2026 si correranno le spettacolari staffette delle regioni, composte da 5 concorrenti che assegneranno i titoli nazionali giovanili ed assoluti. E ovunque voi siate, al mare, in montagna o anche in città, l'appuntamento con Stadium TV e lo sport del CSI è fra 15 giorni sempre su questi schermi. Non mancate, perché lo sport del CSI, ricordate, non va mai in vacanza. Ciao, vi aspetto! Cari amiche e cari amici della Tenda TV, ben ritrovati. Quattro Passi, il nuovo appuntamento che vi porterà alla scoperta delle bellezze della pedemontana vittoriese. Andremo a scoprire e ad aprire soprattutto degli scrigni nascosti del nostro territorio. Lo faremo attraverso dei piccoli documentari che abbiamo realizzato nei mesi scorsi e appunto puntata dopo puntata andremo a scoprire appunto alcune delle realtà magari non molto conosciute appunto del vittoriese e non solo. Do subito il benvenuto in apertura di questa prima puntata di Quattro Passi a Silvia Bevilacqua, che ci accompagnerà in questo percorso. Silvia, ben trovata. Grazie Federico, iniziamo. Iniziamo. Diamo un po' una panoramica. Dove andremo? Dove porteremo a braccetto i nostri telespettatori? Allora, in queste prime puntate porteremo i nostri telespettatori a scoprire la chiesa di San Marco di Revine, che sorge in realtà al confine tra Vittorio Veneto e Revine sul Col della Spina. E poi scopriremo la chiesa di Manzana, la chiesa di San Giorgio di Manzana, poi la chiesa della Madonna della Tosse, un luogo di antica devozione, e anche la chiesa, il santuario e il percorso che porta a Santa Augusta. Le ho elencate in ordine contrario rispetto alla produzione, quindi la chiesa di San Marco, gli studi relativi alla chiesa di San Marco sono gli ultimi studi che sono stati fatti in questo progetto. Ecco, raccontiamo. I video che noi andremo a mostrare in realtà sono frutto di un lavoro più complesso, più articolato, che è stato realizzato in seguito alla riqualificazione vera e propria che è stata fatta in alcuni di questi siti grazie a dei fondi del PNRR, giusto Silvia? Esattamente, infilo gli occhiali e leggo. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, la missione 1, componente 3, misura 2,
rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale. Ecco, questi siti sono accomunati proprio da questo loro essere dei luoghi rurali che sono stati valorizzati. E prima della valorizzazione ovviamente c'è stato il progetto di restauro, di riqualificazione estetica, e poi c'è stata anche una valorizzazione nel senso di promuovere la conoscenza, la visita attraverso una modalità un po' diversa rispetto al solito, che è quella dei brevi video che accompagnano delle cartine e che ci permettono di conoscere questi siti quando sono aperti, ma anche nei casi in cui li trovassimo chiusi. Allora spieghiamo bene, noi tra poco andremo a proporvi in questa prima puntata, possiamo già dirlo, andremo a Revine appunto e vi parleremo dell'oratorio di San Marco. In realtà voi vedrete un unico documentario che però è composto da tanti piccoli video, e questi piccoli video sono stati realizzati appunto con lo scopo di guidare il visitatore in una sorta di percorso che è sia virtuale sia reale, giusto? Giusto, attraverso una cartina che si può recuperare in parrocchia, che si può recuperare poi anche negli uffici turistici, inquadrando le immagini presenti in questa cartina, partono proprio dei video, e questi video hanno proprio lo scopo di raccontare la storia del sito, la storia del luogo, quindi l'edificio ma anche il contesto, la storia di quel contesto, collegando la storia più antica con le vicende anche recenti, con devozioni popolari come quella importante in questo caso delle erogazioni, e poi di scoprire le opere d'arte e il loro essere legate al contesto che le ha generate. Ecco, uno degli obiettivi, e possiamo dirlo, e è il motivo anche per cui abbiamo deciso di dare uno sbocco anche televisivo a questi video che abbiamo realizzato negli scorsi mesi e anche negli scorsi anni, è proprio quello di incuriosire anche ovviamente i visitatori. Molto spesso si tratta di piccole chiese, piccoli oratori, magari ci passiamo davanti, ma in realtà non sappiamo qual è la loro storia. Esattamente, questo è proprio lo scopo di rivalorizzare questi luoghi legati alla nostra ruralità e alla nostra devozione locale, alla storia della nostra devozione locale. Quindi ogni sito, scopriamo, ha un sacco di informazioni, di storie da raccontare, e questo è proprio lo scopo. Il video ha in più il vantaggio che ci permette di essere molto focalizzati, no? Di quello di cui si parla. Il video permette di guardare esattamente quel particolare, quell'aspetto, cose che magari entrando così, trovando anche la chiesa aperta, non riusciremo ad individuare, e quindi sono tutti video che tendono all'approfondimento, quindi non a una visione generale. Sono video di pochi minuti, quindi niente di lungo che ci obblighi ad una sosta lunga, però in alcuni casi sono davvero lo strumento giusto per guardare, per vedere davvero. Ecco, quindi noi ci auguriamo con queste puntate appunto di suscitare in voi la voglia poi di andare effettivamente a visitare questi luoghi. Questa è stata un po' una panoramica generale, però oggi in questa prima puntata di Quattro Passi dove andremo, Silvia? Allora andremo a riscoprire la chiesa di San Marco, che sorge nel comune di Revine Lago, ma proprio al confine con il comune di Vittorio Veneto, in un punto panoramico. Siamo sul Col della Spina, un luogo che nell'antico era sede di un fortilizio. Ce n'erano 3 nella zona di Revine, quasi a fare uno sbarramento, no, tra la vallata e poi la Valla Pisina e la zona di Vittorio Veneto. Un edificio dai caratteri architettonici molto semplici, che andremo comunque a scoprire, dalle decorazioni molto semplici, ma proprio interessante per il luogo dove sorge, in questa piana della Spina. Si chiamava anche Campo della Spina, in fazzoletto di terra coltivabile fin dall'antico, intorno al quale sorgeva in passato un edificio di pregio, una villa con anche una chiesetta dedicata però a San Giovanni Nepomuceno, oggi scomparsa. Su questo Col della Spina, alla fine del 700, 1760,
giornata, si decide di costruire un edificio che è dedicato a San Marco, non a caso, il santo nel cui giorno in cui si celebra la memoria, il 25 aprile, si svolgevano le rogazioni maggiori, quindi per diventare il punto d'arrivo di un percorso che dalla chiesa di San Matteo di Revine portasse proprio alla chiesa di San Marco in questa giornata. Noi sappiamo che le rogazioni erano un aspetto molto importante nel passato, c'erano quelle minori legate alla festa dell'Ascensione e quelle maggiori legate proprio alla festa di San Marco. Un edificio come dire, che nel contesto di Revine e dei nostri borghi pedemontani è proprio la testimonianza di questo tipo di attività, diciamo, a cui le comunità tenevano molto, ma nella stessa zona abbiamo un santuario, abbiamo capitelli, abbiamo segni del sacro di ogni tipo, perfino ovviamente le croci in cima alle montagne, tutti segni del sacro che hanno valori diversi e che hanno storie diverse, ma che in questo caso ci rivelano quanta attività, quanto impegno nella seconda metà del Settecento è stato dedicato ai luoghi di culto proprio qui a Revine, perché negli stessi anni si fa anche il famoso oratorio santuario di San Francesco di Paola, che caratterizza il contesto proprio di Revine. Ecco, quindi una cosa che non abbiamo detto prima, l'occasione sarà quella di partire da questi piccoli luoghi per vedere anche un po' quello che è il contesto, che cosa ci sta attorno e dove questi piccoli santuari, piccoli oratori sono inseriti. Certamente, perché il contesto è assolutamente generante e quindi è quello che determina il valore di un luogo, anche di un luogo di culto. Qui il punto è estremamente panoramico e la riqualificazione architettonica di questo edificio, che insomma versava in condizioni non salubri, diciamo, oggi diventa un'occasione per una passeggiata, ad esempio percorrendo la via Maestra, che da Longhere sale verso Revine e poi attraversa la vallata, un posto dove possiamo sostare, che è pulito, che è ordinato, dove possiamo godere di quella pace. Siamo in fondo a pochi metri, no, dalla strada, eppure siamo isolati, siamo tranquilli, possiamo assaporare quella tranquillità che è propria di questi luoghi per i quali sono nati. C'è anche un altro aspetto interessante del Col della Spina, perché qui in questa zona c'è stato uno degli ultimi scontri della battaglia di Vittorio Veneto, quando i bersaglieri ciclisti hanno intercettato delle retrovie, diciamo, della Sesta Armata Austro-Ungarica che cercavano la fuga verso il San Boldo o verso la Valla Pisina, verso il Fadalto, e qui sono stati intercettati. Ci sono stati anche 2 morti, abbiamo anche poco lontano un monumento che li ricorda e che proprio in questa passeggiata potremmo così leggere con attenzione per dare valore a questi segni. Ricordiamo anche un evento un po' particolare, che nelle case che sorgono vicine alla chiesa di San Marco risiedeva una persona non udente e che in quell'occasione è uscita di casa non rendendosi conto, non avendo sentito lo scontro, e quindi è rimasta anch'essa uccisa in questo momento così drammatico. Siamo il 30 ottobre 1918. Ecco Silvia, non diamo altre anticipazioni, lasciamo spazio al video, ma prima direi che comunque sono necessari dei ringraziamenti, perché questi video, grazie a chi sono stati resi possibili? Allora, sono stati resi possibili, come detto, no, all'interno, come valorizzazione del PNRR che abbiamo citato. Il progetto complessivo voluto dalla parrocchia di Revine è stato gestito dall'architetto Susanna Masette, i restauri sono stati effettuati da Emanuela Ruggio, e la realizzazione di questi video, quindi creati appunto dalla Tenda TV, lo citiamo Federico Campodall'Orto, però poi sono stati montati, diciamo, in una cartina, resi disponibili con questa peculiarità della realtà aumentata che ci permette di
con un'app molto semplice di inquadrare l'immagine nella cartina o addirittura l'oggetto stesso, quindi il dipinto, la chiesa, il contesto, e permettono poi la visione. E questo è un progetto della ditta Bags for Dreams di Manlio Reffo, che è l'autore di tutta una serie di progetti di questo tipo, e il nostro territorio ha agganciato questa proposta così innovativa per diffonderla anche proprio nelle nostre zone. Questi erano i doverosi ringraziamenti. Io ringrazio Silvia Bevilacqua per essere stata qui con noi in studio. La vedremo tra pochissimi istanti. In questa prima puntata di Quattro Passi vi porteremo a Revine alla scoperta dell'oratorio di San Marco. Siamo a Revine Lago, al confine però con Vittorio Veneto. Ci troviamo sul Col della Spina e qui sorge l'antica chiesa di San Marco. Il restauro della chiesa di San Marco ha portato alla luce un'iscrizione sul fondo dell'abside che interrompe il percorso della cornice su cui si imposta la volta. Vi si legge la data 1760. Questa è la data in cui la chiesa venne completata. Sappiamo che l'inizio dei lavori risale al 1755, quindi 5 anni prima, quando la parrocchia chiese in permuta alla Regola di Revine, che amministrava i beni comuni, questo spazio sul Col della Spina in cambio di un altro terreno. L'idea era di costruire qui proprio un oratorio che fosse il punto d'arrivo per le erogazioni. Un'altra vicenda rilevante per la storia dell'edificio risale al 30 ottobre 1918. Siamo nelle ultime ore della battaglia di Vittorio Veneto e qui, in questo terreno, intorno a questa chiesa, si svolse una battaglia tra i bersaglieri italiani e le retrovie austro-ungariche che cercavano la fuga verso la Valla Pisina e verso il passo di San Boldo. La chiesa fu colpita da una granata austriaca. Non venne distrutta, ma i danni furono ingenti, tanto che si dovette poi attuare un restauro importante. Questa vicenda bellica si è resa presente anche in queste fasi del restauro, perché qui è stato trovato un ordigno inesploso che ha richiesto cautela e grande attenzione per essere rimosso. I danni del 1918 furono sanati nel 1924 ed è con quell'aspetto che noi adesso la rivediamo. L'edificio si compone di un'aula unica con abside poligonale e si caratterizza per un bel campaniletto a vela. Il timpano è segnato da modanature centrato da un ocolo, mentre il resto della facciata si caratterizza per il bel portale in pietra, per le 2 finestre che lo affiancano e per una piccola finestra termale. La facciata è intonacata, liscia, segno del rifacimento del 1924, sul fianco destro sono segnati dei conci. Sulla facciata è presente uno stemma nobiliare, è quello della famiglia Crucis. Non è un oggetto pertinente a questa chiesa, è un recupero. Proviene da una cappella scomparsa che sorgeva qui vicino, dedicata a San Giovanni Nepomuceno. Prima del restauro, questo interno si caratterizzava per la presenza di una decorazione molto impattante, un azzurro profondo con stelline in porporina che decorava l'abside. Si trattava di un intervento del 1924 che è stato rimosso. Abbiamo così recuperato questa finitura a marmorino bianco, un'eleganza molto discreta che non stona con una finitura del tetto molto diversa, fatta di 3 capriate e di tavelle. Un mondo rustico che si combina con un tono molto più elegante. Gli altri elementi architettonici di questo interno sono una cornice marcapiano, l'arcone del presbiterio con chiave di volta e i 2 capitelli d'imposta. L'intervento di restauro ha portato alla luce le poche decorazioni presenti in questa chiesa, le croci di consacrazione e poi 2 finestre termali che simulano delle aperture con vetri a rullo molto eleganti e che si
corrispondono con quelle reali che sono sulla parete opposta, delle aperture termali che sono sufficienti per rendere la luce calda all'interno di questo spazio. Gli arredi di questo interno sono essenziali. Abbiamo un altare con la mensa in muratura dalla forma sagomata e poi una pala che lo sovrasta. Si tratta dell'opera del pittore revinese Giovanni Chiarella, un autore di cui non abbiamo molte notizie. Sappiamo che, come tanti altri revinesi, è immigrato in America negli anni '20 per poi ritornare a seguito della crisi del 1929. È in questo periodo, nella prima metà degli anni '30, che il parroco di allora gli commissionò alcune opere per sostenerlo anche, tra cui questa con l'immagine di San Marco. Quello che riconosciamo è la matrice di questo dipinto. Si tratta di un'opera michelangiolesca realizzata da Fra Bartolomeo nel 1515 e riproposta da Mattias Kremsel nel 1703 per la quadreria che Don Giovanni Domenico Cumano ha costituito nel santuario di San Francesco di Paola, con l'evidente intento di rafforzare il legame tra l'oratorio campestre di San Marco e quell'importante luogo di culto, un'occasione per ricordare che è nella seconda metà del Settecento che Revine si arricchisce di entrambi i luoghi di culto. L'oratorio campestre di San Marco, al di là del suo valore architettonico e del luogo che lo ospita, che sono già di per sé degli elementi che meritano la valorizzazione e la conservazione di questo luogo, fa anche memoria di un'antica tradizione religiosa, fa memoria delle erogazioni. Nel mondo romano, nel mese di aprile, si svolgevano dei riti dedicati a Cerere, la dea delle messi. Nel IV secolo fu Papa Liberio che diffuse la pratica delle erogazioni. Poi Gregorio Magno nel VI secolo cristianizzò definitivamente questo rito, ufficialmente poi introdotto nell'816 da Papa Leone III, il Papa che ricordiamo per l'incoronazione di Carlo Magno. Le erogazioni sono suppliche per la fecondità della terra e l'abbondanza dei raccolti. Il verbo rogare significa chiedere, pregare per ottenere una benedizione, una protezione. A peste, fame et bello, libera nos Domine. Liberaci, Signore, dalla peste, dalla fame e dalla guerra. Questa è solo una delle invocazioni che venivano recitate durante le erogazioni, ma certo una delle più conosciute per la completezza dell'affidarsi a Dio per essere preservati da 3 incredibili flagelli. Ma le richieste comprendevano la protezione dalla siccità, dalla grandine, dai fulmini, dagli insetti, dal terremoto e dalla morte improvvisa. Le erogazioni minori si svolgevano nei 3 giorni che precedevano la festa dell'Ascensione, che originariamente cadeva di giovedì a data mobile. Le erogazioni maggiori avevano invece una data fissa, il 25 aprile, festa di San Marco. All'alba i fedeli si radunavano presso la parrocchiale e si incamminavano seguendo il sacerdote in paramenti viola, segno di penitenza. In processione, recitando preghiere e le litanie dei santi, raggiungevano il Col della Spina e appunto la chiesetta di San Marco, dove il sacerdote avrebbe benedetto i terreni aspergendoli con l'acqua santa in direzione dei 4 punti cardinali. Sarebbe poi seguita la messa. Questa pratica, revisionata nel 1984 da Papa Giovanni Paolo II, si è conservata come benedizione del creato. La chiesetta di San Marco è custode della memoria di questa ritualità ed è significativo che essa venga valorizzata da una comunità che ha un particolare legame con i riti religiosi. Revine è famosa ben oltre i confini diocesani o della provincia di Treviso perché dal 1934, senza interruzioni, per le sue strade viene rappresentato il presepe vivente e dal 1929, seppur con alcune interruzioni, anche la Passione di Cristo. 2 momenti che richiamano numerosissimi visitatori e aggregano i revinesi, dove giovani e meno giovani, figuranti e operatori dietro le quinte, lavorano insieme per settimane. In un'epoca in cui la comunicazione percorre altre strade, in cui i film ci hanno raccontato questi importanti brani del Vangelo,
Revine testimonia che una narrazione teatrale sincera, ambientata tra le vie e i luoghi sacri di questo borgo, resta efficace, coinvolge, aiuta la meditazione, annuncia la festa. Nel territorio della diocesi di Vittorio Veneto le chiese sono davvero numerose, diverse per origine, datazione, dimensioni, collocazione. Ma ogni segno del sacro ha una sua ragione per essere conosciuto e racconta anche la storia dello spazio che lo ha accolto e della comunità che lo ha voluto. È questa una delle ragioni profonde che ha spinto la parrocchia di Revine ad impegnarsi nel recupero della chiesetta di San Marco, trovando professionisti, collaboratori e sostenitori competenti e disponibili. La chiesa di San Marco sorge sul Col della Spina e il toponimo evoca uno spazio strappato faticosamente ai rovi per essere coltivato. Un fazzoletto di terra, certo, ma assolato e certamente prezioso. Nel 1532 questo luogo era chiamato il Campo della Spina. Siamo in un privilegiato punto panoramico a 260 metri sul livello del mare. Da qui lo sguardo si distende ad abbracciare la mole del Pizzoc con i suoi 1565 metri d'altitudine. Ne possiamo seguire i fianchi verso est e verso nord, risalendo così la Val Apisina. Verso sud lo sguardo abbraccia le colline moreniche di Tarzo e del Vittoriese, ma è verso ovest che l'orizzonte diventa ampio, comprende l'intera Valsana. Si nota il rilievo di Gai, dove l'antica lingua glaciale si è fermata, creando con il suo peso la depressione che ospita i laghi di Revine Lago e Tarzo. Stiamo ammirando un territorio dall'orografia davvero unica che nel 2019 si è meritato il riconoscimento UNESCO di Patrimonio dell'Umanità. A ridosso del Col della Spina, oggi corre il confine tra il comune di Vittorio Veneto e quello di Revine Lago, che con una retta risale poi il fianco del Visentin e verso sud quello della Biscosta e del Monte Baldo. Da qui passa anche l'antica Via Maestra. Fino al 1830 questo era il percorso che, svolgendosi sul fianco della montagna, collegava l'Unghere ai paesi della vallata. La sua attuale valorizzazione risponde al desiderio dei tanti che cercano percorsi antichi per muoversi in natura, poggiando i propri passi dove per secoli li hanno calcati commercianti, pellegrini e viandanti. Sul Col della Spina sorgeva una delle 3 fortificazioni di Revine. In alto c'era il Castello Maggiore, più in basso quello di Montefrascone e in questo rilievo quello del Magnader. Non a caso qui, il 30 ottobre 1918, avvenne uno degli ultimi scontri della Grande Guerra, che hanno portato alla definitiva chiusura del fronte italo-austriaco e, 12 giorni dopo, alla conclusione della Prima Guerra Mondiale. Siamo nelle ultime fasi della battaglia di Vittorio Veneto. L'11° battaglione dei bersaglieri ciclisti, passato il Piave, si dirige verso la vallata per intercettare quel che resta della 6ª armata austro-ungarica in ritirata verso il Fadalto e il San Boldo. E sul Col della Spina avvenne uno scontro che costò la vita al capitano Costanzo Colombino e al sergente Gaetano Reggiani. Per una pallottola vagante morirà anche uno sfortunato abitante di questo borgo che, affetto da sordità, era uscito di casa senza aver capito che c'era uno scontro in atto. Raggiungere il Col della Spina, prendersi un attimo per sostare qui davanti a questa chiesetta, godere di questi momenti di tranquillità